Voglio parlare adesso del ruolo del centrocampista, anche questo è un ruolo importantissimo, diciamo che è un po' il ruolo che bilancia tutta la squadra. Gli allenatori quando hanno dei buoni centrocampisti hanno, secondo me, insomma, la possibilità di avere un quadro più chiaro di come vuole giocare la squadra e di come la squadra deve giocare. Allora, subito le nomination. Abbiamo, per quanto riguarda il centrocampista del campionato di promozione, Pietro Basile del Mister Bianco, Rosario Ceraulo del Gangi e Stefano Trapolino del Castellammare. Salve, salve, salve. Mi passano subito la busta. L'importante è partecipare. Abbiamo intuito che insomma starci dentro le nomination è già un grande successo, perché i gironi sono tanti, ben 4 di promozione, quindi insomma essere selezionati è sicuramente una grande qualità. Grazie Federica. Eccomi qui. Allora, miglior centrocampista per quanto riguarda la stagione 2017-2018, promozione Stefano Trapolino, Castellammare. Complimenti, complimenti. Allora, Stefano, Castellammare che ha raggiunto questa benedetta eccellenza, importante eccellenza, soprattutto con una finale playoff quasi un po' inaspettata, perché insomma arrivare a fare la finale, giocarsi tutto in 90 minuti è sempre molto difficile. Assolutamente sì, hai detto bene, diciamo che non era prevista questa finale, però dopo un'annata del genere secondo me abbiamo meritato, ci stava dopo una stagione lunga. Sicuramente squadre come Partinico e Salemi erano più attrezzate, però noi abbiamo fatto il nostro e secondo me è meritata questa promozione in eccellenza. E in società adesso cosa fanno? Guardano in grande? Ma un campionato tranquillo, di eccellenza, noi tra l'altro ci divertiamo, quindi sta alla società decidere. Vedremo cosa succederà. Allora, ci siamo? Rosario Ceraulo, venite qui, venite un po' qui in centro. Rosario, se devo essere sincero, il Ganci quest'anno lo vedevo certo per passare il turno, invece poi che cosa è successo? Anche voi nei playoff siete arrivati un po' cotti? Sì, diciamo che alla fine chi troppo vuole nulla stringe, quindi avevamo una rosa abbastanza corta, il nostro obiettivo iniziale non era vincere né il campionato né la Coppa, però poi ci siamo trovati lì e abbiamo giocato fino alla fine. Il presidente è rimasto contento comunque della stagione? Sì, la società tutta Ganci è rimasta contentissima perché abbiamo fatto comunque qualcosa di straordinario. Volevo ricordare che noi magari a differenza di qualche altra squadra abbiamo un problema in più che è quello logistico. Ma guarda che ce l'hanno tutti questo problema. Chi più chi meno, noi diciamo che abbiamo macinato tanti chilometri quest'anno, però siamo contentissimi. Bene, vediamo se la prossima stagione sarà la stagione giusta a questo punto, no? Voi ci tenterete. Allora, parliamo adesso con Pietro Basile, Mister Bianco, quindi insomma vicino alla realtà catanese, anche loro, insomma anche voi soprattutto avete fatto una stagione comunque bella, avete perso i playoff, però insomma fino all'ultimo avete tentato di agganciare un'altra promozione. Sì, loro l'anno scorso sono saliti appunto in promozione, noi siamo partiti dal basso ovviamente perché siamo andati oltre ogni aspettativa e purtroppo però non siamo riusciti a vincere poi la finale playoff, però comunque siamo contenti di quello che abbiamo fatto. La prossima stagione quindi punterete a questo punto ancora in alto? Sì, sicuramente. Quello spetta ovviamente alla società, vedere come... Voi siete soltanto dei giocatori? Sì. Perfetto, grazie ragazzi della categoria promozione. Il ruolo del centrocampista.